si avvia proprio questa campagna educazionale rivolta alle giovani donne per sensibilizzarle, farle prendere coscienza che il tumore della mammella è un tumore in aumento di incidenza e anche tra le donne giovani fuori età di screening. Si chiama Cuore di Mamma ed è la prima campagna del genere in Italia. Partire dagli asili, cioè, per intercettare le mamme ed estendere così la prevenzione del tumore al seno anche alle donne con meno di 50 anni e quindi al di fuori delle campagne di screening. All'asilo Umberto I di Castelfranco la prima tappa di un percorso che toccherà tutta la provincia. Nel camper della Lilt e all'interno dell'asilo le visite senologiche gratuite e, laddove necessario, conseguente mammografia negli ospedali dell'ULSS 2. Le mamme che frequentano questo asilo qua hanno un'età che varia dai 30 ai 40 anni e quindi le mamme sono circa un centinaio e diamo l'opportunità di fare questo tipo di prevenzione. Promotori del progetto Fondazione Sanità Onlus, Lilt Treviso e ULSS 2. In tutta la provincia di Treviso, con un dato molto significativo che riguarda circa 1 migliaio di donne, giovani mamme che sono fuori dallo screening istituzionale e che ci darà una base scientifica per ragionare e lavorare nei prossimi anni proprio affinché l'età di screening venga abbassata. Cresce infatti l'incidenza del tumore al seno, che colpisce sempre di più anche donne giovani. Ogni anno in Veneto abbiamo 4.500 circa nuovi casi anno di tumore alla mammella e questo nel 20% dei casi riguarda donne al di sotto dei 50 anni. È necessario diminuire l'età delle donne che si fanno lo screening per il tumore al seno. È una bellissima iniziativa e speriamo che vada avanti ancora e su altri asili.